amici di GD Ferro Team, siamo qui in Villa Sagredo di Vigonovo, provincia di Venezia, per il concorso nazionale di Miss Volto per Fotomodella. Adesso però vi voglio far presentare alcune concorrenti. Siamo qui con Rachele, una delle concorrenti. È la tua prima volta che sfili oppure hai già fatto altre sfilate, concorsi? Ho già fatto altre sfilate e anche concorsi. Quanti anni hai? 18. Giovane, come me, dai, siamo coetanee. Ma cosa studi? Lingue. Dove? Sempre qui? A Venezia, sono di Venezia io. Sei un po' agitata oppure? Un po' sì. Un po'? Come Beh, sempre. dai. Allora un grosso in bocca al lupo. Crepi. Ciao. Ciao, grazie. Ecco voi un'altra concorrente, si chiama Giorgia. Quanti anni hai? 18. Di dove sei? Dolo. Ma è la prima volta che sfili oppure hai già fatto altre sfilate? Ne ho fatte altre, però sono ancora alle prime armi, è la mia quarta sfilata. Beh dai, allora un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Sono qui con un'altra organizzatrice, Lorena. Come sono le ragazze? Belle, stupende, si comportano bene. Ma oltre il Veneto hai un'altra regione? Un'altra... Sì, anche il Friuli. Ma le ragazze, da quel che ho capito, sono 16, giusto? Sì, sono 16 questa sera, sì. Beh dai, non vedo l'ora di vederle allora. Benissimo. Poi avremo delle tappe, adesso ne abbiamo 5 già organizzate e pensiamo di arrivare a 10, compreso il Friuli. Vabbè dai. Ciao. Amici, sono qui con un'altra concorrente di nome Nicole. È la prima volta che sfili oppure hai già partecipato in passato? Ho già partecipato in passato ad altri concorsi e sono felice di poter finalmente ricominciare. Sei un po' agitata oppure dai, sei tranquilla? Un po' di agitazione c'è sempre, però sono entusiasta e felice, non vedo l'ora. Ma quanti anni hai? Appena fatti 18. Un'altra mia coetanea, pensate voi. Ma cosa studi di bello? Ho appena finito il 4º anno di liceo classico, quindi materie come greco e latino, molto difficili, però dai, c'è soddisfazione. Beh, allora dopo ti vedremo in passerella. Sì. Quindi mando un saluto. Ciao. Ciao. Sono qui con Massimiliano, raccontaci un po' di questo concorso. Allora, è un volto per fotomodella, è un concorso che nasce 36 anni fa, questa è la 37esima edizione, dal signor Dino Civale e suo figlio. Lo hanno portato avanti fino adesso, infatti insieme a Miss Italia e a Miss Mondo è uno dei 3 concorsi più longevi del territorio italiano. Noi lo gestiamo per la regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e oggi ricominciamo finalmente dopo un anno di inattività, non vediamo l'ora, speriamo che le persone si divertano, che le ragazze si diano battaglia nella maniera giusta e speriamo vada tutto bene, dai, noi siamo pronti. Ma quante ragazze sfileranno? Allora, iscritte ce ne sono 16 e dopo una gran fatica, dopo un anno di inattività, come dicevo prima, non è semplice, però è un buon numero, noi siamo contenti. E quante fasce? Fasce dovrebbero essere 3, però noi ne facciamo 5 perché essendo 16 ragazze 3 erano poche. Ok, va bene. Sono curiosi di vedere il concorso? Rimanete attivi, così vedrete chi vincerà. Siamo qui nel backstage delle ragazze, però adesso ne voglio prendere una a caso. Amici, siamo qui con un'altra concorrente. Come ti chiami? William. Quanti anni hai? 16. Ma è la tua prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? Ho sfilato in passato, sfilo da 2 anni. Ah, wow, sei anche giovane. Sei un po' agitata oppure dai, sei un po' tranquilla? Tranquilla, dai. Beh dai, allora un grosso in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Sono qui con un'altra concorrente che è il numero 8. Come ti chiami? Feiruz. Quanti anni hai? 15. Sembri molto più grande. Ma è la prima volta che sfili oppure già sfilato in passato? Allora, è il primo concorso, ma ho già fatto una sfilata e qualche foto, sì. Ah beh dai, quindi te la cavi un pochettino. Ma sei agitata oppure sei tranquilla? No, sono tranquillissima anche perché abbiamo fatto le prove, quindi è tutto a posto. Wow, complimenti. Ma cosa studi? Io tecnico turistico. Difficile? No. Ok. Beh, non vedo l'ora di vederti sfilare. Grazie mille. Quindi un buon in bocca al lupo. Grazie.
Intervistiamo un'altra. Sono qui con Greta, un'altra concorrente. È la tua prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? Ho già sfilato in passato. E quanti anni hai? 16. Cosa studi di bello? Studio grafica pubblicitaria. È difficile oppure Abbastanza semplice. sei agitata o sei abbastanza tranquilla? Abbastanza tranquilla. Ti aspetti di prendere una fascia oggi oppure sei un po'... Sinceramente non mi aspetto niente perché è giusto così. Beh, l'importante è partecipare comunque. Esatto, l'importante è partecipare e divertirsi. Beh, non vedo l'ora di vederti sfilare. Ci vediamo dopo in passerella. A dopo. Ciao. Sono qui con un'altra concorrente di nome Gaia. È la tua prima volta che sfili oppure hai già fatto un altro concorso? No, ho già fatto altre sfilate in passato. Quanti anni hai? 16. Tutte giovani ragazzi, cioè, non ci posso credere. Ma sei agitata, sei tranquilla? Raccontaci un po'. Sono un po' agitata, però niente di che, dai. Raccontaci un po' di te. Come sei come ragazza? Abbastanza estroversa, però anche timida con certe persone, ma non con tutte, diciamo. Con le ragazze come ti trovi? Bene, dai. Ok. Beh, non vedo l'ora di vederti sfilare, quindi ci vediamo dopo. Grazie. Sono qui con Francesca, un'altra concorrente. Quanti anni hai? 19. Ma la tua prima volta Sì, che fai? però ho fatto vari shooting fotografici. Sei un po' agitata oppure sei tranquilla? Abbastanza tranquilla dopo le prove che abbiamo fatto. Beh dai, allora ti do un grosso in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Che è più lupo. Adesso vi presento un'altra concorrente di nome Anna. Quanti anni hai? 17. Di dove sei? Di Este. È lontano da qua o sbaglio? Non molto. Ah, ok. Ok, non lo sapevo. È la tua prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? No, ho già sfilato in passato parecchie volte. Wow! E sei un po' agitata oppure sei tranquilla? No, sono tranquilla. Mi sento a Anche mio tu sei agio. tranquilla? Sì, sì, sì. Beh dai, questo è l'importante. Bene dai, ti vedo dopo sfilare allora. Grazie. Sono qui con Christian, un'altra concorrente. È la tua prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? No, ho già fatto altre sfilate. Ma quanti anni hai? 18. Wow, sembri un po' più giovane. Ma sei un po' agitata oppure sei tranquilla? Sono un po' agitata, male, come Hai fatto nuove conoscenze, qua ti trovi bene con le altre ragazze? Sì, sono molto simpatiche. Ma dai, non vedo l'ora di vederti sfilare allora. Grazie. Adesso però vi voglio presentare Beatrice, un'altra concorrente. Quanti anni hai? Ne ho 21. Sono un po' vecchia. Oddio, io te ne do tipo 16, 17. Lo so, tutti me ne danno un po' di meno. Ah, complimenti. Grazie. Ma è la tua prima volta che sfili oppure già sfilato in passato? No, in realtà è la prima volta, l'ho preso un po' come un gioco. Quindi sei un po' agitata, immagino. No, in realtà no, non più di tanto. Oh, complimenti, io mi ricordo la mia prima sfilata che ero agitatissima, mi tremavano pure le mani. Complimenti, veramente. Grazie. Allora voglio vederti dopo sfilare. Certamente. Saluta. Ciao. Di fianco a me c'è un'altra concorrente di nome Chantal. È la tua prima volta che sfili oppure già sfilato in passato? Ho già sfilato, ho fatto un'altra sfilata. Quanti anni hai? 16. No, vabbè ragazzi, io ci sono rimasta malissimo, sembri molto più grande. Lo so, me lo Comunque, dicono tutti. I tuoi capelli sono veramente stupendi. Grazie. Ma di dove sei? Jesolo. Ah, beh, dai, quanto ci hai messo ad arrivare fin qua? Un'oretta circa. Ma cosa studi? Liceo artistico all'indirizzo difficile? scenografia. No, dai, dai. dipende. Sei agitata, tranquilla? Leggermente agitata. Immagino. Quell'adrenalina. Ti capisco, ti capisco. Bene, dai, allora non vedo l'ora di vederti sfilare. Grazie. Ciao. Sono qui con Emma, un'altra concorrente. Quanti anni hai? 16. Siete tutti così giovani, ragazzi? Io non... Boh, ok. Di dove sei? Di Peschiera del Garda. È lontano da qua o sbaglio? È un'ora e mezza. Sono qui con Emma, un'altra concorrente. Quanti anni hai? 16. Tutte così giovani. Ma è la prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? No, ho già fatto un paio di sfilate e degli shooting. Sei un po' agitata oppure sei tranquilla? Abbastanza tranquilla. Tutte tranquille, ragazzi. Io mi ricordo il primo concorso che faccio così con la mano. Boh, non so. Va bene comunque, eh. Ma cosa studi nella vita? Moda. Sono al secondo anno. E i tuoi sogni quali sono? Mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda. Beh dai, ti auguro che ce la fai. Grazie. Come dico io, insegui sempre i tuoi sogni e vedi che alla fine ci arrivi. Grazie mille. Niente, non vedo l'ora di vederti sfilare, quindi ci vediamo dopo. Grazie mille. A dopo. Ecco voi un'altra concorrente di nome Alessandra. È la tua prima volta che sfili oppure hai già sfilato in passato? No, sono 3 anni che sfilo. Quanti anni hai? 17. Sei un po' agitata oppure sei abbastanza tranquilla? Così, siamo nella metà. Come nella metà? Cioè, un po' agitata, un po' tranquilla. È normale? Sì. Immagino. Come ti sei trovata con le altre ragazze? Hai legato un po' con qualcuno? Oppure... Sì, ho legato col gruppo prima quando sono andata a mangiare e sono molto simpatiche. Ah, bene dai. Beh, non vedo l'ora di vederti sfilare, quindi Grazie. ci vediamo dopo.
Sono qui con Sara Jo, coordinatrice delle sfilate di Miss Un volto per fotomodella. Io so però che hai anche una scuola di portamento. Dove si trova questa scuola? Ciao a tutti, buonasera, sono Sara Jo Mariotte, ho una scuola di portamento e bon ton a Pisa che si chiama Anastasia Fashion Academy a Roma e adesso con Max facciamo anche qua a Mestre Venezia. Wow, ma come fai a insegnare alle ragazze? È facile oppure è un po' più difficile? No, non è facile, le ragazze qua mi ascoltano, mi stanno dietro, è una scuola di portamento dove può iscriversi tutte le persone, da bambini a signora più grande, perché la scuola di portamento bon ton insina o bon ton da tavola, o galateo da tavola, insina a camminare, insina alle ragazze a entrare in concorso come questo, un voto per fotomodella, anche io organizzo insieme al signor Michele Manatti e Leonardo Gheraducci a Pisa, in Toscana, ok? Io so che comunque il corso di portamento serve tantissimo perché ti fa sentire la ragazza più se stessa, vedersi allo specchio e dirsi wow, sono troppo bella, che d'ora oggi è difficile vedersi belle, sentirsi sicure di sé. Sì, è vero, la scuola di portamento dà la sicurezza alle ragazze, insina anche le ragazze a avere più fiducia in loro stesso. Anche nella mia scuola abbiamo un coach dove loro seguono le ragazze nella parte dell'autostima. Abbiamo una make-up che insina il trucco basico, abbiamo un parrucchiere che cura i capelli delle ragazze, vuol dire una scuola completa. Wow, quindi ragazzi, se siete interessati, vi hai detto la via, giusto? Giusto, allora siamo a Pisa, in via Gilberte 39, Officina Garibaldi. La scuola si chiama Anastasia Fashion Academy. Quindi ragazzi, non perdetevi questa opportunità, iscrivetevi tutti quanti. Adesso però ragazzi inizia la sfilata, quindi rimanete attivi e guardatela insieme a me. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, io sono Paolo Favaro per questa serata che non vi nascondo, per me è personalmente un'emozione perché si torna finalmente su un palco, la location tra l'altro è stupenda, si torna finalmente a parlare di bellezza, di vita, di spettacolo, di musica, questa sera con un volto per fotomodella! Eccoci qua, grazie, avete fatto subito questo bellissimo applauso e siamo felici di stare insieme questa sera. Questo concorso, un volto per fotomodella, è uno dei concorsi di bellezza italiani ovviamente più longevi del territorio nazionale perché è giunto alla sua 37esima edizione, quindi insomma sicuramente tantissime edizioni. Ringraziamo il patrono Dino Civale che per gestire le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia ha pensato a noi della FLM Agency. Farei un bel applauso anche alla nostra agenzia che da ormai più di 5 anni segue nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia i concorsi di bellezza. E quindi faremo di tutto per offrirvi una serata stupenda. Il livello delle ragazze è veramente al top, devo dire. Abbiamo ragazze stupende, poi adesso le vedrete sfilare sia in abito elegante che in costume con poi dei vestiti stupendi. Però adesso volevo presentare la mia co-presentatrice, non so dire perché ci vuole sempre una figura femminile, giusto, che dia valore anche al mio ruolo di presentatore. Quindi facciamo un bel applauso a Sandy Carbonic! Guardate che è solare, veramente, devo dire. Sei felice di essere tornata anche tu sul palco? Sì, ma non perché sono qua con te, però sapevo che finiva così. Però mi accompagnerai in questo nuovo tour, faremo tante date, poi insomma ne parleremo con queste splendide ragazze. Allora, ringraziamo un po' di persone, di amici, di collaboratori e soprattutto, allora, intanto i nostri fotografi che vedete si stanno già impegnando alacremente, come sono gli sudati già. Sì, meglio che non si impegnino tanto per te, però perché... ma infatti io ho detto spostati che devo fare la serie che meglio. Allora, Paolo Culese, un bel applauso, e Mirko Metti e il nostro Silvio Petroni. Sì, ma specifichiamo però che Paolo Culese è fotografo ufficiale. Ufficiale, sì, e che foto fa? Riesce a farmi un carino, che bello anche noi. Però insomma dai, bisogna fargli un applauso.
il nostro videomaker, eccolo qua, facciamo un saluto alla telecamera, Mario Conesi, con la sua splendida aiutante, che credo sia dalle parti della giuria, Sara Piccione, eccola, poi potete seguire nel canale YouTube, o YouTube, come si suol dire, Gini Ferro Team. Come va meglio a te, Paolo? Un ringraziamento speciale, mi sposto verso di qua, questo è il tavolo della giuria, come vedete i nostri giurati, no? Li ringraziamo innanzitutto Sara Gio Mariotti, la scuola di portamento Anastasia Fashion. Oltre ad essere una degli insegnanti di portamento più importanti, noi siamo strafelici di averla qui con noi, è venuta da Pisa, ha voluto essere qui con noi e ne siamo onorati ovviamente, e già ha fatto i complimenti per il livello, dicevo, delle ragazze, non è che l'ho visto solo io, l'ha visto lei che se ne intende, per cui insomma. Tanto per te sono sempre belle, quindi è meglio che lo dica lei. No, vabbè, per carità, adesso io diciamo le ragazze sono tutte belle, però qui abbiamo un livello veramente pazzesco, quindi direi sicuramente. Poi abbiamo un sottofondo musicale che è sempre meraviglioso e se ne occupa il nostro super DJ Pippo Dacci. Ringraziamo poi doverosamente anche gli sponsor che hanno collaborato, che hanno permesso diciamo la realizzazione di questa serata, soprattutto le particulieri. Che io volevo fare un ringraziamento speciale a Roberta Mellone per questo fantastico abito creato da lei. Fiorieria Villa Katia, Martina Le Magnolie, Viva Flex Materassi, non sono io, però il mio omonimo, l'ottica Paolo Favaro. Bene, adesso andiamo con la prima uscita, Sergi, che ne dici? Se tu sei pronto, se non mi fai un infarto. No, cercherò di trattenermi. Prima uscita in ambito elegante, quindi gustiamoci questa prima uscita delle ragazze. Ricordo ai nostri giudici che il criterio di valutazione per questa uscita deve essere il portamento, ok? E l'eleganza delle nostre concorrenti. Partiamo subito dalla numero 1, Alessandra Deste. Vengo da Mestre, ho 17 anni e nella vita sono una studentessa e studio socio-sanitario. Anna Giona. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, ho 17 anni, vengo da Sant'Urbano, studio biotecnologie sanitarie e pratico danza classica e moderna. Beatrice Domara. Sono Beatrice Tomada, ho 21 anni e studio all'Università di Venezia, faccio lettere moderne. Concorrente numero 4, Chantal Martin.
Sono Chantal Martiglia, ho 16 anni, abito a Jesolo e studio al liceo artistico di Venezia all'indirizzo scenografia. Con il numero 5 vediamo Cristal Dionisio. Mi chiamo Cristal, ho 18 anni, vengo da Gorizia e nella vita sono una studentessa. La concorrente numero 6 adesso è Eleonora Ebner. Ciao a tutti, mi chiamo Eleonora Ebner, ho 21 anni, vengo da Campogara e nella vita lavoro in una ditta di idraulici elettricisti come segretaria. Ho 16 anni, arrivo da Ponte su Mincio e il mio hobby sono la musica e l'equitazione. Andiamo adesso con la concorrente numero 8, Fairuz Bouchfa. Buonasera, sono Fairuz Bouchfa, ho 15 anni, vengo da Piave e sono una studentessa. Numero 9 vediamo Francesca Molino. Buonasera, mi chiamo Francesca Molino, vengo da Venezia, ho 19 anni e sono una studentessa. Concorrente numero 10, Gaia Piva. Sono una studentessa. Giorgia Sandrina. Buonasera a tutti, sono Giorgia Sandrino, ho 18 anni, vengo da Dolo e sono una studentessa di relazioni internazionali. Greta Scattamurro. Sono Greta Scantamburlo, buonasera a tutti, ho 16 anni e abito a Camponogara. Concorrente
15 Nicole Perlini. Buonasera a tutti, sono Nicola, ho 18 anni, vengo da Mestre e studio al liceo classico. Uyam Tanji. Buonasera a tutti, mi chiamo Miriam Tangi, ho 16 anni e studio ragioneria, finanza e marketing. Con il numero 15 Rachele Cavagnini. Buonasera a tutti, sono Rachele, ho 18 anni, vengo da Venezia e studio Libia. Non so se voi siete d'accordo, caro pubblico, rivedere tutte le ragazze insieme.
concorso i ragazzi sfideranno con ovviamente le nostre particulieri Roberta Melloni, facciamo un bel applauso.
la licenza. Complimenti per i vestiti stupendi. Com'è stato stare con noi questa sera? Bellissimo, lo divertentissimo, le ragazze sono carissime, tutto perfetto. Anche da parte nostra è stato veramente un onore vedere le nostre ragazze vestite con questi vestiti studio. Io vedevo i commenti in giro. Veramente ci sta, veramente belli. Ho fatto proprio io, cucino io, sì. Uno della mia collezione mia. La prossima volta uno da uomo magari, così che mi sfianca un po'. Niente, no, mai una volta che vabbè, ci ho provato. No, veramente. Grazie Roberta. Grazie a voi. E resta qua adesso che tra poco ci sono le premiazioni. Quindi. Beh, ringraziamo innanzitutto la location meravigliosa che abbiamo avuto questa sera, Villa Sagredo, quindi facciamo un bel applauso a questa meraviglioso ristorante. Si è mangiato divinamente, si è stati bene, devo dire, un posto veramente molto bello. Ringraziamo i nostri fotografi ufficiali Paolo Pulese, Mirko Metti, dove lo metti? Mirko ci sta sempre, Silvio Petroni, un grandissimo videomaker con la sua splendida assistente. Vieni. Allora, Gigi Ferrati, Mario Bonesi, facciamogli fare un saluto, che così lo fa davanti alla telecamera per i nostri amici del canale YouTube. Ciao amici di GD Ferro Vlog, qua in giuria. Ecco, vedi? Un bel applauso per Sara. Chiedo aiuto a Max per distribuire i premi, grazie. Ecco la prima fascia. Quinta classificata. Premia la nostra bellissima Katia Bonetto. 12, Greta Scantamurro! Quarta classificata. 1, Alessandra Reste! Terza classificata. La numero 11, Giorgia Sassi! Vogliamo il prossimo appuntamento, il 31 luglio 2021 alla Piazza di Blog di San Pietro di Sta. Ci trovate su Facebook, ma adesso abbiamo la vincitrice di questa prima serata, il voto di fotomodella, la prima classificata di questa sera è Prima classificata è la numero
Greta, quinta classificata di Miss Un volto per fotomodella, te lo aspettavi di questo posto? No, assolutamente no. Quindi ti vedremo sicuramente in finale, sei pronta? Certo, come sempre. Beh, esatto, questo è il motto ormai. Ma in verità quale sarebbe il tuo motto vero e proprio? Che la fortuna aiuta gli audaci. Bellissimo motto! Ok, quindi ci vedremo in finale, ti aspettiamo là. Certo. Ciao! Sono qui con Alessandra, quarta classificata. Te lo aspettavi di questo quarto posto? No, assolutamente no. Come ti sei trovata con le altre ragazze? Molto bene. Quindi erano simpatiche? Sì. Hai legato con qualcuno? Sì, abbastanza. Sei pronta per finale? Sì. Allora ci vedremo in finale. Quindi mando un saluto. Ciao. Ciao. Sono qui con Giorgia, terza classificata di Miss Un volto per fotomodella. Te l'aspettavi del terzo posto? No, sinceramente no, perché ho visto ragazze molto in gambe che sfilano da molti anni e quindi non me l'aspettavo. Come ti sei trovata con le altre ragazze? Molto bene, simpatiche, disponibili, gentili. Quindi hai fatto nuove amicizie? Sì. Dai, quindi ti vedremo in finale, sei agitata? Un pochino. Ma dai, no, l'importante è partecipare. Giusto. Beh dai, quindi non vedo l'ora di vederti in finale. Mando un saluto. Ciao. Ciao. Sono qui con la seconda classificata di Miss Un volto per fotomodella, di nome Nicole. Te lo aspettavi di questo secondo posto? No, speravo, però no. Come ti sei trovata con le altre ragazze? Hai legato con qualcuno? Sì, molto bene, anche per esempio con la prima classificata. È sempre bello conoscere nuove ragazze a ogni nuovo concorso. Quindi non te lo aspettavi? No. E sei pronta per la finale? Sei carica? Carichissima. Carichissima? Sì. Bene, mando un saluto e ci vedremo in finale. Ciao. Amici di G di Fare Vlog, sono qui con la prima classificata di nome Rachele. Te lo aspettavi il primo posto? No, assolutamente no, sono stra emozionata. Beh, posso dire che comunque sei bellissima. Grazie mille. Beh, quindi ti vedremo in finale, sei agitata? Un po' sì. Come sì? Sì, sono sempre agitata per ogni concorso. L'importante è partecipare. Ovvio, quello sempre. Quindi, come va, come va? Ovvio. Beh dai, allora ti vedremo in finale. Mando un saluto. Ciao a tutti, Ciao. grazie. Questa serata è finita. Adesso sono curiosa di vedere le altre selezioni, quindi rimanete attivi. E la prossima data lo diremo a breve. Adesso non voglio dirvelo, lascio un po' di suspense. Ciao!